In Serie D lo spareggio play-out tra San Cataldese e Roccella è stato vinto dalla compagine Calabra, che così si salva. Purtroppo la squadra nissena, che aveva i favori di una salvezza tranquilla, viene retrocessa in eccellenza dopo qualche anno di D. In promozione lo spareggio play-off per la promozione in eccellenza, il Don Carlo Misilmere, che domenica scorsa aveva superato l'Olimpica Agregas, supera l'Acquedolci ai calci di rigore ed approde nella categoria superiore. Il Don Carlo Misilmeri raggiunge l'oratorio San Giro e Giorgio, approdato direttamente dopo lo spareggio promozione. Cala invece il sipario sul campionato di terza categoria e che ha visto arrivare al primo posto con appena un punto di vantaggio l'Atletico Licata. La simpatica compagine del presidente Gaetano Profumo e del tecnico Alberto Licata ha superato brillantemente l'ultimo ostacolo esterno con il Burgio, grazie alle reti di Bona e Leonardi, e brinda, dopo alcuni anni di vani tentativi, al passaggio nella categoria superiore. Non è stato facile vincere, anche perché si è dovuto lottare strenuamente sino all'ultima giornata. Merito delle dirette rivali Montallegro ed Eraclea Minoa, che non hanno mai mollato, rendendo il campionato più bello da vincente. Trionfale il ritorno a Licata in città, dove la squadra in serata è stata accolta dal sindaco e poi ha continuato i festeggiamenti con i propri tifosi. Esaltante il cammino dell'Atletico Licata nel campionato appena terminato, e su 22 gare giocate ne ha vinte 17, pareggiate 4 e persa 1, proprio con lo scontro diretto con il Montallegro. 51 le reti segnate e 14 quelle subite. Migliore marcatore è stato Callea, mentre la classifica generale ha visto la squadra licatese concludere la stagione con 55 punti, seguito da Montallegro 54 ed Eraclea Minova con 53.